Tentano di rapinare un 14enne prendendolo a pugni e minacciandolo con un coltello. Identificati 2 bulli e messo per loro il Daspo Willy. A Cittadella arrestati 2 giovani per truffe e rapine, disabili e anziani. Ennesima aggressione ai danni di un autista di bus è accaduto a Vazzola, prima il pugno, poi la rapina e la fuga. L'aggressore, un 24enne fermato dai carabinieri. Ancora un grave incidente stradale questa mattina a Piacenza d'Adige. Una donna di 60 anni travolta da un'auto mentre stava andando in bicicletta con il marito. A Pederobba in serata è morto un 25enne di Cairano. Calo di tensione in mattinata in Veneto, Venezia, Treviso, Padova e Vicenza. Interventi dei vigili del fuoco per ascensori fermi. Disagi anche nelle strutture dell'US2 rientrati nel primo pomeriggio. Ispezioni dei carabinieri del NAS nelle mense scolastiche di tutta Italia, provincia di Venezia, compresa 17 irregolarità su 32 controlli effettuati, sequestrati 80 kg di alimenti. Hanno percepito 350.000 euro del reddito di cittadinanza senza averne diritto. Per questo 46 persone residenti nel Vicentino sono state denunciate dalle Fiamme Gialle. 5 anni fa l'incubo dell'acqua grande a Venezia con le drammatiche immagini della città inondata. Questa sera alle 21 su Antena 3 vi riproporremo il documentario di Media Nord-Est, l'Apocalisse di Venezia. Buonasera, bentrovate, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo subito con le notizie. In primo piano lo avete sentito dai nostri titoli. Hanno tentato di rapinare un 14enne prendendolo a pugni e minacciandolo con un coltello. Identificati 2 baby bulli, il questore di Padova emette nei loro confronti il provvedimento del Daspo Willy. Hanno aggredito un loro coetaneo sferrandogli un pugno e minacciandolo con un coltello. Volevano la sua bici e tutte le sue cose di valore. La violenza vicino al patronato della parrocchia Sacro Cuore di Padova martedì pomeriggio. Protagonisti 2 quindicenni di origine straniera che sono stati subito identificati dai poliziotti intervenuti dopo l'allarme lanciato dal 14enne aggredito. I baby bulli non hanno esitato a puntare il coltello allo stomaco del ragazzino, che è stato poi colpito all'addome da un pugno. Nonostante la violenza, il minorenne è riuscito a scappare mettendosi al sicuro e chiamando la polizia. I 2 aggressori sono stati bloccati poco lontano dal patronato. Uno di loro in tasca aveva ancora il coltello usato per l'aggressione. Il questore ha disposto nei loro confronti la misura del Daspo Willy. I 2 minori per 2 anni non potranno avvicinarsi ai locali della zona. Entrambi inoltre sono stati segnalati al Tribunale dei minori. Noi purtroppo stiamo assistendo sempre più frequentemente a interventi dove durante anche normali controlli del territorio troviamo ragazzi con armi bianche. Non più di 3 settimane fa in zona stazione abbiamo sorpreso un ragazzo con un macete, un altro ragazzino, tutti minori, anche lui con un macete, ancora coltelli. La mamma del 14enne aggredito, arrivata in questura, ha raccontato che lo scorso 7 novembre i 2 bulli avevano già tentato un'altra rapina nei confronti del figlio, intimandogli di consegnare 20 euro sotto la minaccia di un coltello. Il questore rivolge un messaggio alle famiglie dei giovani. Solo quando siamo giunti a costruire a instillare questo senso di responsabilità nel giovane, il giovane è in grado di fare quel processo di valutazione della condotta e quindi se antisociale non la pone in essere. La polizia sta cercando di capire se i 2 quindicenni autori dell'aggressione al patronato del Sacro Cuore siano gli stessi che hanno rapinato lo scorso fine settimana un altro 14enne all'uscita da scuola nel vicino quartiere di San Bellino. E 2 giovani, tra cui un minore, sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine dei carabinieri di Cittadella su una serie di rapine a danni ad anziani e persone disabili. 2 indagati, un 27enne e un 17enne, sono stati raggiunti da un provvedimento restrittivo emesso dall'autorità giudiziaria. Sono accusati anche di furto e tentato furto in abitazione ai danni di persone vulnerabili. E ci spostiamo nel Trevigiano per l'ennesima aggressione ai danni di un autista della MOM. È successo a Vazzola, in linea 141, il nostro autista è stato preso a pugni da un personaggio che pensava di montare un autobus in modo gratuito. Chiede il biglietto e riceve prima un pugno e poi viene derubato degli occhiali. Questa è l'ennesima aggressione sulle Corriere della Marca, finita con l'arresto pressoché immediato per rapina da parte dei carabinieri di un senegalese di 24 anni, peraltro già noto alle forze dell'ordine per reati simili. Il ricovero invece al pronto soccorso per l'autista, che ora è a casa con diversi lividi e 3 giorni di prognosi. E un grazie alle forze dell'ordine, alla compagnia di carabinieri, compagnia di Conegliano, che sono intervenuti in maniera repentina, hanno beccato questo personaggio, l'hanno portato dentro e hanno assistito il nostro autista. Quindi questo è un fatto importantissimo, perché i carabinieri ci stanno dando un supporto importantissimo
Presidente Colladon che sottolinea come MOM stia investendo in tecnologia a difesa degli autisti con videosorveglianza di ultima generazione in un solo tasto. È un pulsante dove l'autista può attivarlo quando c'è situazioni di pericolo, questo attiva tutte le telecamere e sono in contatto con le forze dell'ordine. Certo, l'aggressione probabilmente non sarebbe avvenuta se ci fosse stata la vigilanza privata resa operativa dalla MOM già nell'ottobre dello scorso anno, ma a domanda precisa il Presidente risponde. Ma voi avete la security a bordo? In questo momento no. Una risposta a denti stretti, perché pare che il servizio di sicurezza privata sia andato in contrasto con quella pubblica, col risultato che non solo sarebbero stati ritirati i vigilanti, ma anche i semplici steward che gestivano le salite su bus e corrieri dedicati alle scuole. Facile pensare che senza questo supporto agli autisti, gli episodi di violenza sui mezzi pubblici saranno inevitabilmente destinati ad aumentare, con il Presidente MOM a cui non resta che puntare sull'autodifesa. Stiamo facendo anche degli incontri con i nostri autisti, con il personale delle forze dell'ordine per aiutarli in caso di aggressioni. Alla Camera è stato convertito in legge il decreto che introduce misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza negli ospedali. Sentiamo dunque il commento del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova. Dobbiamo assolutamente recuperare il rispetto quando si arriva in ospedale di quello che è un luogo di cura per eccellenza, è un luogo di sofferenza, un luogo di dolore e tutti quelli che sono al loro interno hanno dei problemi per i quali appunto vanno rispettati. Quindi non è tollerabile assolutamente questo clima no, che si sta creando attorno agli ospedali, in particolare a livello di pronto soccorsi. È un tema quello delle aggressioni a cui si sta ponendo, si sta facendo fronte sia con interventi legislativi come abbiamo visto nei giorni scorsi e stiamo aumentando anche tutto l'apparato di vigilanza sia personale nei confronti dei dipendenti ma sia anche a livello appunto di struttura. Quella della violenza verso i sanitari è una problematica all'ordine del giorno nei nosocomi veneti e italiani. Solo pochi giorni fa l'aggressione al pronto soccorso di Cittadella, ultima di una serie di atti violenti contro medici ed infermieri. Il governo si è mosso con un decreto legge approvato dai due rami del Parlamento per cercare di arginare il fenomeno, con anche l'inasprimento delle pene e l'arresto in flagranza differita, ovvero anche a 48 ore rispetto al reato. Ci costringono a fare questo in sostanza, no? A porre in atto delle misure di vigilanza importanti che fino a qualche tempo fa non erano assolutamente previste e che però ce lo impongono, sia per quanto riguarda l'attenzione verso i nostri dipendenti, verso i nostri sanitari, sia nei confronti di chi è presente nei pronti soccorsi nei quei momenti di aggressione. Insomma, è un danno che viene fatto veramente alla comunità, questo dell'aggressione all'ospedale. E poi attenzione, perché i sanitari poi perdono anche serenità nel loro lavoro e questa è una cosa da tenere veramente presente, cioè il fatto di sapere che di fronte può esserci qualcuno che a un certo punto fa qualche gesto aggressivo, pone sempre il sanitario in una condizione di difesa. Grave incidente stradale questa mattina a Piacenza d'Adige, ferita in modo serio una sessantenne. Doveva essere una tranquilla passeggiata in bicicletta, ma mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Ponso a Piacenza d'Adige all'altezza di Val di Mocenighe, una sessantenne è stata travolta da un'auto e sbalzata con violenza a terra. La donna era insieme al marito, che fortunatamente è rimasto illeso e che insieme alla conducente del mezzo, che si è fermata per prestare soccorso, ha subito allertato il 118. Le condizioni della sessantenne sono parse fin da subito molto gravi a causa del violento impatto sull'asfalto ed è stata così trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale di Padova, dove è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Este per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente. All'origine dell'investimento forse una distrazione della conducente o un movimento improvviso della ciclista a bordo strada. I carabinieri hanno anche sottoposto l'automobilista ai test e accertamenti per verificare le sue condizioni psicofisiche al momento dell'impatto, una procedura di prassi. E sarebbe stata l'alta velocità la causa principale della tragedia stradale costata la vita ieri sera a un 25enne residente a Cairano. Siamo nel Trevigiano. Abbiamo sentito quel rumore fortissimo, la mia bambina è stata spaventata che piangeva e siamo venuti fuori. Tanta paura perché se non c'era questo, come si chiama, questo albero, questi contenitori qua,
veniva qua in muro nostro. Eu pensavo che aquela macchina era entrato na minha casa. All'indomani della tragedia, in via Guizza, Covolo di Pederobba, restano la paura e i segni di una traiettoria micidiale, quella costata la vita a un giovane di 25 anni, Taki Nabil, residente a Cairano di San Marco, gravissimo in ospedale il 57enne che si trovava con lui, un italiano di Montebelluna. Sono da poco passate le 21, i due uomini sono a bordo di una Volkswagen Polo intestata al padre del più giovane, direzione Crocetta del Montello. Prima l'auto sbanda e per poco non finisce nel cortile dell'abitazione di Felipe e Regina, poi carambola in centro alla carreggiata. Accorrono i residenti, si fermano altri automobilisti. La scena è surreale, entrambi gli uomini sono a terra, tutti e due sbalzati dall'abitacolo. Il 25enne è esanime. Era tutti e due fuori dalla macchina, non sapevamo quale guidava. Non c'è un modo da capire. Non c'è conferma quindi su chi fosse alla guida. I carabinieri attendono e sperano che il 57enne, una volta risvegliato dal coma farmacologico, possa dare indicazioni. Nel frattempo è stato aperto un fascicolo e si procede come da prassi con i test per verificare l'assunzione di alcol o droghe. Vista la dinamica, sospettata principale è l'alta velocità, quasi certo il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza. Di origine nordafricana, cresciuto a Caserta, Taki era nella Marca dal 2020, operaio e creator digitale. Il 25enne viveva a Cairano in una palazzina di via Montegrappa. Shock al bar Kennedy, nel centro del paese, dove il ragazzo aveva diversi amici, mentre il vicino Andrea lo ricorda così. Bravissimo, gentilissimo, rispettoso, mai avuto problemi, mai avuto assolutamente niente. 2 cani hanno rischiato di morire dopo aver ingerito della droga per strada a Mestre, l'appello dei proprietari. Anche i cani a Mestre sono ostaggi della droga. Lo sanno bene i proprietari di Tiago e Scott, che per poco non hanno perso i loro amici a 4 zampe per aver ingerito della droga trovata per strada, come racconta Elisa, residente in via Piave. Il suo Amstaff Pitbull di 2 anni, Tiago, ha ingerito un pezzo di hashish mentre passeggiavano. Lei non se n'è accorta ed, essendo estate, inizialmente ha pensato a un colpo di calore. E quindi ho provato con una bottiglia d'acqua fredda a vedere se il cane reagiva. Purtroppo il cane non ha reagito. Il cane, ho visto che non gli reggevano le zampe, stava male, aveva l'occhio fisso. Vedendo e documentando anche con un video lo stato dell'animale, Elisa è corsa dal suo veterinario, che, ignaro di ciò che fosse realmente accaduto, ha pensato a un problema neurologico. E che quindi fosse il caso di portarlo in una clinica ancora più attrezzata e ancora più preparata. Quindi Elisa si è recata in una clinica specializzata del Padovano, dove un dettaglio ha fatto capire al medico che non si trattava di un problema neurologico. Quando mi hai detto, questo parole della dottoressa, quando mi hai detto che abiti in via Piave, a me è venuto subito da provare, prima di entrare in percorsi più invasivi, di fare così di default un esame tossicologico. Quindi a lei è venuto, ha fatto questa associazione via Piave, la droga che c'è in via Piave e il cane che sta così, poi si riprende, eccetera, e subito gli hanno fatto un esame tossicologico. Gli hanno trovato un tasso molto alto di THC. Da quel momento Tiago, che in realtà poi si è scoperto aver ingerito la droga a Venezia, è stato curato ed è guarito. Stessa sorte, con gli stessi sintomi, è capitata anche a Scott mentre passeggiava in un parco di Marghera col suo proprietario residente nel Trevigiano. Noi siamo circondati dalla droga in tutti i sensi, da chi la vende a chi ne fa uso, che poi appunto si butta per terra e quindi lascia tracce, siringhe. Io faccio appello a chiunque abbia bambini, cani, di stare veramente attenti anche qui, soprattutto qui, alle forze dell'ordine. Che ci sia più controllo, che intervengano di più. Perché qui noi non siamo sicuri, non ci sentiamo sicuri. Ispezione dei carabinieri del NAS nelle mense scolastiche di tutta Italia, Venezia compresa, 17 irregolarità su 32 controlli effettuati.
32 controlli, 17 irregolarità, 27 violazioni amministrative e il sequestro di 80 kg di alimenti di varia natura. Infine 15 persone segnalate all'ULSS per inadeguatezze igienico-strutturali. Sono i numeri emersi dai controlli dei carabinieri del NAS nelle mense scolastiche anche della provincia di Venezia nelle ultime settimane. Ma dal Comune si precisa. Merita sottolineare che non hanno riguardato né riguardano le scuole servite dal Comune di Venezia per il tramite della sua partecipata AMES. 95 scuole, 10.500 bimbi ogni giorno serviti in tavola, 6 centri cottura, una dozzina di menù alternativi più una serie molto consistente di diete speciali sanitarie. Numeri altissimi, così come altissima è anche l'attenzione che ogni giorno assieme al piatto portiamo in tavola. Tra l'altro stiamo lavorando proprio in questi giorni al nuovo regolamento della refezione scolastica per rendere ancora più sicuro, ancora migliore, ancora più efficace ed efficiente questo servizio, sempre con il bambino al centro e attento a non sprecare. Con l'inizio dell'anno scolastico, il Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero, aveva avviato una campagna di controlli a livello nazionale per la verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nel settore della ristorazione all'interno degli istituti scolastici. E i risultati sono stati che in quasi una mensa su 4, quindi circa 170, sono state riscontrate irregolarità, soprattutto per carenze igienico-strutturali, come diffusa umidità, formazioni di muffe o presenza di insetti, ma anche autorizzative, come la mancata tracciabilità degli alimenti e l'omessa presenza di eventuali allergeni. Nel complesso sono state accertate 225 violazioni amministrative o penali e combinate sanzioni pecuniarie per 130.000 euro. Nei casi più gravi, 5 gestori sono stati deferiti all'autorità giudiziaria e disposto il sequestro di punti cottura, nonché di 350 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione. Nel Vicentino ora percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto 46 le persone denunciate. Mediamente avevano incassato 7.600 euro a testa, ma in alcuni casi la cifra era ben superiore. I soldi sono quelli del reddito di cittadinanza, i percettori 46 persone residenti in tutto il Vicentino. L'attività ha riguardato tutto il territorio della provincia, visto coinvolti tutti i reparti della Guardia di Finanza del Vicentino. Il periodo oggetto di attività va dal 2023 al 2024 con una particolare concentrazione nel 2024. Qualcuno non era in regola con la residenza decennale in Italia, altri non avevano dichiarato redditi, casa e auto di proprietà, ma i casi più clamorosi riguardano alcuni pregiudicati. Capitato tra le varie attività effettuate di riscontrare che alcuni soggetti avevano presentato la DSU, quindi avevano richiesto il beneficio, ma non rispettavano quello che era il cosiddetto requisito dell'onorabilità, quindi presentavano dei precedenti di diversa natura sulla loro fedina penale. Si tratta in un caso di una persona condannata per spaccio di stupefacenti e reati contro la persona. Le situazioni più gravi sono quella di una donna che non aveva dichiarato la presenza nel nucleo familiare di un condannato per mafia e di un altro percettore condannato per riduzione in schiavitù. C'era poi chi il reddito di cittadinanza non lo aveva ancora incassato, ma lo aveva chiesto pur non avendone diritto. Spicca anche la situazione di un beneficiario del reddito che aveva accumulato grosse vincite online. Tra i vari riscontri effettuati tramite il portale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato riscontrato che un soggetto per 2 anni ha vinto 150.000 euro che però non sono confluite né nella dichiarazione ISEE né nella DSU presentata per l'ottenimento del beneficio. Un calo di elettricità ha bloccato gli ascensori in 4 province del Veneto. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire stamani in simultanea in provincia di Venezia, Treviso, Padova e Vicenza. I pompieri sono riusciti ad estrarre dagli elevatori le persone che erano rimaste chiuse all'interno. In una nota diffusa da Terna fa sapere che alle ore 10:25 questa mattina si è registrato un breve evento transitorio sulla rete di trasmissione nazionale che ha provocato un abbassamento di tensione prontamente risolto in alcune aree del Veneto. Politica, terzo mandato, il Dare che non ti aspetti a Ring, no alla ricandidatura di Luca Zaia alla guida della regione, ha detto in diretta all'ex europarlamentare serve un ricambio. Ma nei comuni sopra i 15.000 perché il sindaco fa 2 mandati? Perché in regione ne hai fatti 3 e ne vuoi fare un altro? È giusto cambiare, magari con Mario Conte, con altri assessori. Queste sono le cose che si devono discutere a Roma.
Altro che concedere al presidente del Veneto Luca Zaia la possibilità di ricandidarsi. Ospite di Ferdinando Avarino al Ring, l'ex europarlamentare Gian Antonio D'Arè, che si professa leghista pur essendo stato espulso dal partito, dice stop al tanto discusso terzo mandato che torna periodicamente d'attualità e lo fa senza mezzi termini. Dopo 15 anni di gestione della regione è giusto cambiare, magari con Mario Conte, ma l'epoca di Zaia è finita. Deve finire. La stessa cosa per gli assessori, se no lo facciamo illimitato e uno ci va come Tutankhamon e sta là finché decede. Non è che noi siamo attaccati alla sedia per forza, siamo con le unghie che dobbiamo rimanere qui a vita. Io sono d'accordo che ci voglia un ricambio, però d'accordo che questo ricambio sia fatto dal popolo, cioè da dare la possibilità a tutti, al di là degli assessori, dei consiglieri, ma a tutti quanti, cioè se dobbiamo andare a casa, se qualcuno deve essere come i sindaci, deve essere a casa del popolo. Terzo mandato battaglia trasversale dei governatori che vanno verso la scadenza del loro incarico. Per Pietrangelo Pettenò di Sinistra Veneta anche in Lega c'è chi non vorrebbe che Zaia si ripresentasse. Ha un problema in casa, cioè credo che sia Salvini il suo vero problema, non tanto la Meloni o Fratelli d'Italia, perché credo che Salvini non abbia nessuna voglia e piacere di far continuare Zaia in Veneto e lasciare la Lombardia a Fratelli d'Italia. Io penso che il terzo mandato non arriverà e penso che probabilmente l'opzione che io leggo in modo diverso di potrebbe candidarsi a sindaco su Venezia è una cosa alla quale secondo me Zaia ci può pensare. Acquagranda, 5 anni dopo, per non dimenticare questa sera alle 21 su Antenna 3 vi riproporremo L'Apocalisse di Venezia, il documentario di Media Nord-Est con le voci e le immagini di quei drammatici giorni. Appuntamento questa sera alle ore 21 dunque su questa rete. Siamo giunti al termine dell'edizione regionale dei nostri telegiornali, grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti, l'augurio di una buona serata, arrivederci.